Allora, stamattina abbiamo ricominciato, la gente è cominciata a venire dalle 10, 10 e mezza. Non è come ci aspettavamo, ovviamente non è più come prima, ma speriamo di sì. Noi siamo positivi come sempre e siamo speranzosi, così speriamo che vengano tutti. Speriamo che la gente abbia ancora voglia di vivere e torna qui al Caffè Manino. Ora finalmente siamo ritornati al bar, abbiamo visto un po' di gente, la città un po' più viva e sono felice di tutto ciò. Basta che tengano sulla mascherina e mantengano la distanza. Allora, sì, momentaneamente la cucina la manteniamo chiusa, abbiamo implementato un servizio di panini un po' particolari, con qualche lievitato anche interessante da gestire, tramezzini, toast, focacce, cose del genere. Modifichiamo un attimino gli orari per cercare di fare anche le pulizie in maniera adeguata, e quindi faremo un orario un po' diversificato e nel weekend cerchiamo di dare un servizio anche serale fino alle 24. Grazie. Siete positivi che comunque la situazione vada Secondo meglio? me sì, gradualmente si tornerà, non dico alla normalità, ma insomma almeno a un minimo, tornare un po' insomma, a una, diciamo, pseudo normalità, chiamiamola così. Non vedevo l'ora, le clienti sono felici. Eccoci qua, allora sì, noi ci siamo organizzati in questo modo, distanziando le postazioni di 2 metri in modo da avere la distanza tra cliente e utente. Al lavateste invece abbiamo messo dei pannelli di plexiglass per separare, igienizziamo tutto, quello che viene a contatto con il cliente, le attrezzature, asciugamani vengono lavati e igienizzati e basta. Per il resto insomma lavoriamo, abbiamo tanta richiesta, quindi siamo sicuri che andrà bene. Anch'io anche. Sì, siamo tutti. È mesi che non porto vassoio. Allora, quello con poco aperol, fa così. Mi sento, è una sensazione bellissima non sentirsi un ladro a portare da bere. Grazie. No? Grazie mille. Musa, cosa ti porto? Una birra. Perfetto, ragazzi.